da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Panico e fuggi a Sferracavallo durante la festa dei Santi Cosma e Damiano. Scoppia una rissa tra bande di ragazzi, esplosi, colpi di pistola, ferita una donna incinta. Presunte mazzette all'ASP di Palermo, confessa davanti al GIP il dirigente Cerrito, ampliando il quadro delle parziali ammissioni fatte dall'imprenditore Lupo. È sempre fitto il mistero sul sequestro lampo del 17enne a Vittoria. Investigatori alla ricerca del casolare dove sarebbe stato trattenuto da 4 uomini incappucciati. Caltanissetta si indaga per lesioni colpose dopo che uno degli ascensori dell'ospedale Sant'Elia è precipitato, ancora ricoverata l'operatrice sanitaria ferita. Catania, la giungla dell'asse attrezzato, enormi cespugli invadono la sede stradale, coprono guardrail e segnaletica. Il presidente del 6° municipio, necessario un intervento urgente per ripristinare la sicurezza. Da oggi è online la nuova versione del sito siciliaweb.it che compie 25 anni. Nuova veste grafica, multimedialità e continua interazione con i contenuti prodotti da Telecolor e Antenna Sicilia. Calcio, il Palermo che punta a riprendersi il primato in classifica domani sarà in campo al Barbera contro il Venezia. Serie C finisce 0-0 la partita del Catania-Cerignola, il punto in classifica è l'unico lato positivo della gara, con Dini protagonista assoluto, escono sconfitti Trapani e Siracusa. Ben trovati, panico, paura, fuggi in una borgata marinara di Palermo a Sferracavallo. È la festa dei Santi Cosma e Damiano quando scoppia una rissa tra bande di ragazzi, una rissa che degenera e vengono addirittura esplosi dei colpi di pistola. È stata ferita anche una donna incinta, ma ci fa il punto su questo ennesimo momento di grande violenza nel palermitano il nostro Marco Gullà. La gente che scappa, i bambini e le donne che piangono, scene di follia a Palermo in occasione della festa di San Cosma e Damiano a Sferracavallo. In uno dei momenti clou della celebrazione, con oltre 10.000 persone presenti, una rissa tra 2 gruppi di ragazzi è degenerata. Pugni, calci e anche colpi di pistola che hanno ferito lievemente una donna incinta. Ancora la dinamica è da ricostruire, alcuni testimoni però non hanno dubbi, i colpi di pistola sono stati sparati durante la festa. Rissa che poi ha avuto un secondo round nel quartiere Marinella. A scontrarsi sarebbero stati 2 gruppi, uno dello Zen e l'altro appunto della Marinella. Io ieri ho visto negli occhi dei bambini, delle persone, la paura, una cosa che non si può descrivere, cioè, perché capisci bene, io dicevo ma hai visto qualcosa? No, me l'hanno detto. Quell'altro hai visto qualcosa? No, me l'hanno detto. Anche bambini. Ho visto piangere bambini, adulti, persone, anche mia moglie si è messa a piangere perché aveva paura che appunto che io non ritornassi a casa. Un maggiore controllo sicuramente tiene a freno questi personaggi che vengono proprio per rovinare le feste. Avevo già detto che è successo a Monreale a maggio, quindi era anche qui alto il rischio. Scene che ci riportano appunto alla strage di Monreale, la gente che scappa, urla e spintoni, c'è chi cade a terra, chi cerca rifugio in chiesa. Purtroppo c'era poca presenza da parte delle forze dell'ordine, quei pochi presenti naturalmente hanno fatto il loro lavoro al meglio, poca presenza anche, questo dispiace, dei vigili urbani. Oggi Sferracavallo si è svegliata nella paura, una festa rovinata, sfociata nel sangue, con bande pronte a sparare, senza preoccuparsi di nulla. Noi restiamo a Palermo mentre si attende l'esito dell'udienza di convalida nel caso delle mazzette all'azienda sanitaria di Palermo. Arriva la confessione proprio davanti al GIP del dirigente dell'ASP Cerrito. Si amplia così il quadro delle parziali ammissioni fatte dall'imprenditore Lupo. Lorena Dolci.
Ha ammesso di aver ricevuto mazzette Francesco Cerrito, direttore del Dipartimento Sociosanitario dell'ASP di Palermo, arrestato per corruzione venerdì scorso dalla polizia mentre intescava 2.000 euro nascosti in una bomboniera dal presidente della Samot, Mario Lupo, anche lui finito in cella. Interrogato dal CIP, che deve convalidare il provvedimento e decidere sull'eventuale applicazione della misura cautelare, Cerrito ha confessato di aver ricevuto il denaro. In cambio avrebbe dato al Lupo informazioni sui controlli che la Samot, Ollus, che si occupa di cure per i malati terminali, avrebbe dovuto subire dall'ASP e avrebbe velocizzato alcune pratiche di rimborso. Le rivelazioni dell'indagato hanno completato un quadro investigativo già in parte ricostruito grazie alle parziali ammissioni di Lupo, che aveva raccontato di aver pagato la tangente che aveva fatto scattare gli arresti. Solo regalini per accelerare i pagamenti, non corruzione, però aveva precisato, ammettendo 5-6 episodi per un totale di 4.000 euro quest'anno. Ma l'accordo corruttivo, secondo i magistrati, sarebbe molto più ampio. Sono preoccupato perché il singolo evento rischia di essere parte di sistemi più ampi, ha detto il presidente della regione Schifani. Ci sono delle norme come la rotazione dei dirigenti che stiamo applicando. Dobbiamo tenere alta la guardia. Sulla nomina del direttore generale dell'ASP di Palermo, ancora vacante, ha aggiunto: stiamo accelerando, procederemo immediatamente. Al caso di Vittoria rimane fitto il mistero sul sequestro lampo del 17enne che, ricordiamolo, si è presentato in questura dopo 24 ore di buio. Gli inquirenti sentiranno nuovamente il ragazzo, ma sono intanto alla ricerca del casolare dove sarebbe stato trattenuto, secondo i racconti. Il servizio di Eva Spampinato. Una città ancora sotto shock, un fitto mistero. Chi è stato a rapire il 17enne di Vittoria lo scorso giovedì sera e soprattutto perché? Mentre il fine settimana per lui e la sua famiglia è trascorso nella sicurezza della propria abitazione qui nel centro di Vittoria, le indagini della polizia continuano a tutto campo e soprattutto sul territorio. Vogliono trovare il casolare di campagna dove il giovane ha raccontato di aver trascorso le 24 ore di sequestro sempre incappucciato. Intanto emergono nuovi dettagli sulla dinamica del rapimento e su quei terribili minuti. 4 uomini, 2 auto, un'azione fulminea. Le 2 panda arrivano sgommando. Il giovane è dentro una jeep in compagnia di un amico. Altri 2 amici sono fuori dall'auto. Fumano. I rapitori incappucciati aprono bruscamente la portiera dell'auto e in dialetto vittoriese dicono: è lui, vogliamo solo lui. Lo prendono per un braccio, lo tirano fuori dall'abitacolo, prendono il suo telefono e lo poggiano su un muretto. Lo caricano dunque in macchina e schizzano via. Da quel momento il buio. Il ragazzo verrà rilasciato 24 ore dopo è ritrovato in strada da un amico nei pressi di un capannone in contrada Fanello. Un dettaglio inquietante: quella struttura apparterrebbe a un cugino di Gianfranco Straquadaini, detto Faccia d'Angelo, il boss mafioso latitante da oltre un anno. Coincidenza o un gesto di rispetto verso chi qui viene chiamato semplicemente Iddu? Secondo alcune voci un gesto così clamoroso come un sequestro non potrebbe avvenire senza il suo assenso. Ricostruzioni fantasiose, commenta Sebastiano Sallemi, avvocato della famiglia. Gli fa eco il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello: la città ha diritto di sapere cosa è accaduto, mentre il procuratore Puleio esclude la pista dell'estorsione. A Messina c'è un indagato per la morte del 73enne il cui corpo senza vita con una corda stretta al collo è stato trovato ieri mattina in un'abitazione di Fondossacca. Si tratta del vicino di casa che ha raccontato di avere scoperto il cadavere. Andiamo a Caltanissetta, si indaga per lesioni colpose dopo che uno degli ascensori dell'ospedale Sant'Elia è precipitato causando il ferimento di una operatrice sanitaria che è tuttora ricoverata. Rita Cinardi. La procura di Caltanissetta ha aperto un'indagine contro ignoti per il reato di lesioni personali colpose dopo il cedimento di uno degli ascensori dell'ospedale Sant'Elia che ha causato il ferimento di una dipendente dell'ASP. A condurre le indagini la polizia di Caltanissetta, che in queste ore sta ricostruendo quanto accaduto poco dopo le 14 di sabato pomeriggio. La vittima dell'incidente, un'operatrice sociosanitaria del reparto di oculistica, aveva appena preso l'ascensore per spostarsi dal 4° all'8° piano. Una volta in movimento, però probabilmente a causa di un guasto alle funi,
L'ascensore è precipitato fino al piano -1, dove si trova il blocco operatorio. Gli altri dipendenti hanno sentito le urla dell'operatrice, una donna di 48 anni che nell'impatto ha riportato varie fratture scomposte alle arti inferiori e adesso è ricoverata nel reparto di ortopedia. A tirarla fuori dall'ascensore sono stati i vigili del fuoco. Per la donna è stata stabilita una prognosi di 30 giorni. Il direttore generale dell'ASP, subito dopo l'accaduto, ha dichiarato che adesso l'azienda sanitaria, una volta accertata la responsabilità, valuterà se rescindere il contratto con la ditta di manutenzione che a quanto pare era stata fatta pochi giorni prima. La Guardia Costiera libica, inseguendo un gommone per effettuare un respingimento illegale, ha causato ieri la caduta in acqua di diverse persone. Dall'aereo della Seabird abbiamo visto annegare una persona. Lo scrive la Sea-Watch, impegnata in una missione di salvataggio nel Mediterraneo centrale. Anziché soccorrere le persone, prosegue la ONG, la Guardia Costiera le ha abbandonate. I sopravvissuti sono saliti a bordo di un mercantile che li ha consegnati alle milizie libiche. Così si conclude questa nota. A Gela cambiamo decisamente argomento. Inaugurata da poco, la necropoli dei bambini di via Di Bartolo è già in pericolo. Le piogge hanno provocato delle infiltrazioni sotto la copertura in vetro, mettendo a rischio le tombe del VI secolo a.C. A difenderle ancora una volta sono stati i cittadini. Gerry Italia. Una notte di pioggia è bastata a trasformare la festa in allarme. La necropoli dei bambini, con le sue 16 sepolture del VI secolo a.C., inaugurata appena poche settimane fa in via Di Bartolo a Gela, è finita sotto la minaccia delle infiltrazioni d'acqua. A scendere per primi in strada sono stati i residenti della via. Sacchi di plastica, tele improvvisati, mani tese per salvare un patrimonio che sentono come loro. Siamo scesi sotto la pioggia cercando di riparare come potevamo, così a livello di fortuna abbiamo trovato questi teli, li abbiamo messi, ma comunque i danni ci sono stati e ci sono delle infiltrazioni d'acqua sul vetro proprio. Siamo proprio l'affetto ormai che ci porta a stare qui tutti i giorni, proprio a essere proprio custodi. A questo punto noi siamo proprio dei custodi, noi vegliamo su questo sito. Per ore i residenti hanno vegliato sul sito cercando di limitare i danni. Non è la prima volta che assistiamo a questi episodi, ma poiché il sito ormai è una cosa che, appunto, come diceva Paolo Giannone, ci appartiene, è una cosa che sentiamo nostra perché abbiamo lottato tanto, adesso ci ritroviamo davanti a questa situazione che per noi è un grave dispiacere e potrebbe essere anche una bruttissima perdita per tutta la collettività. La mattinata successiva al sopralluogo del comune, l'assessore ai beni culturali Romina Morselli ha parlato di situazione grave e chiesto un intervento urgente della sovrintendenza. Sul posto anche i tecnici di Open Fiber che aveva finanziato parte del progetto. Ma intanto la prima linea restano i cittadini, custodi spontanei della necropoli che racconta la memoria fragile dei bambini di 2600 anni fa. Andiamo a Catania. Oggi Tonino De Mana ci porta in quella che ha definito la giungla dell'asse attrezzato. Enormi cespugli invadono la sede stradale, coprono guardrail e segnaletica. Sentiamo. Più che una strada, sembra una giungla, con la fitta vegetazione che ricopre ogni cosa, guardrail, corsia d'emergenza o segnaletica stradale. E poco importa se alcuni cartelli indicano addirittura un ospedale, nella fattispecie il San Marco a Librino. L'ennesima segnalazione denuncia arriva dall'asse attrezzato di Catania, una delle arterie più importanti che collega il Corso Indipendenza con i quartieri di Librino, San Giorgio, Fossa Creta, l'aeroporto di Fontanarossa e la tangenziale di Catania. Nonostante questo, è una delle strade più trascurate, con il verde incolto che rappresenta un serio pericolo per automobilisti e motociclisti, costretti in alcuni casi a sfiorare la fitta vegetazione che invade la sede stradale. Queste le condizioni all'altezza di Librino Zia Lisa, ma la situazione è identica dalla parte opposta ed esattamente all'uscita per San Giorgio, villaggio Sant'Agata. L'asse attrezzato è una delle porte d'ingresso della città e si presenta come un enorme cespuglio. Perché? Un problema ormai direi atavico che abbiamo più volte sollecitato. È già stato ripulito in passato, ma è necessario assolutamente un nuovo intervento. L'intervento è gestito da più enti, ovvero dalla Tite di Nettezza Urbana, dai vigili urbani che devono assolutamente cambiare la viabilità e anche dalla direzione al verde, che abbiamo convocato il giorno 16 ottobre proprio per sollecitare gli interventi di scerbamento e potatura sul nostro territorio,
territorio, tra cui questo. E sull'asse attrezzato c'è un'altra emergenza, la scarsa illuminazione. Sta arrivando la stagione delle piogge, cabine e impianti sono molto vetusti, per cui abbiamo intenzione di convocare qui non solo l'assessorato ma anche la direzione competente per vedere che lavori siano stati fatti proprio per la risoluzione di questo problema in attesa della stagione invernale. Da queste parti, in tema di auto, la sicurezza stradale è davvero un optional. Il triste tema dei rifiuti abbandonati, delle discariche a cielo aperto. Oggi andiamo a Siracusa, in quella che è la periferia nord-est della città, esattamente Bosco Minniti. Vediamo che cosa c'è in questo servizio di Francesco Aloi. Prima era bello, pulito, qua si stava bene, ora c'è uno schifo. Il comune ripulisce, ma poi, dopo poco, tutto torna come prima. Lo scenario è sempre lo stesso. Qui siamo a Siracusa, in via Toscano, zona Bosco Minniti. Vengono sempre a prendere la spazzatura, ma appena voi ve ne andate a raccogliere la spazzatura, già subito vengono le persone a buttarla di nuovo. Le montagne crescono di giorno in giorno, tra rifiuti di ogni genere, anche nella pineta, dove ci sono giochi per bambini. Qualcuno ha cambiato i mobili della cucina ed ha pensato di abbandonare tutto qui, soltanto che questo non è un centro di raccolta. Qua ci stanno i topi, le zecche, non si capisce niente. Poi quel legname che rimane qua non so da quanti anni. Non si può fare sta vita. C'è una discarica, poi abbiamo anche scarafaggi, molti anche topi che girano qui. Siamo anche privi di stendere i vestiti perché ci spaventiamo se abbiamo animali mezzi vestiti, ecco. L'aria è respirabile per noi che restiamo soltanto pochi minuti, ma soprattutto per chi qui ci vive. I residenti non ce la fanno più, sono infuriati. Dovrebbero metterci le telecamere e fare le contromenzioni a queste persone sporche e ingresciate, perché la gente vengono a prendere la spazzatura fino a casa. Qual è il motivo che lo devono buttare lì? A pochi passi da qui, in questa piazza, ogni mercoledì c'è la fiera. In via Toscano, invece, ogni giorno c'è la sagra del degrado. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, tornate con noi perché fra poco vi parleremo del grande successo del concerto di Claudio Baglioni a Lampedusa, con delle belle immagini ovviamente. E siamo tornati in studio, grande successo per l'anteprima nazionale del Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni nella sua amatissima Lampedusa, un appuntamento per festeggiare i 40 anni di un glorioso album. Orazio Longo. Nel 1998 io sono arrivato a Lampedusa, un luogo che non conoscevo, e Lampedusa da allora è diventato un luogo elettivo. La vita è adesso nel vecchio albergo. La vita è adesso e forse non c'è posto più indicato per ricordarlo se non Lampedusa, dove tante volte la vita rinasce, risorge, per quei migranti che ce l'hanno fatta a non morire, a non annegare. È un luogo dove tante ragioni si mischiano, positive e negative, e che diventa centrale per questo motivo, proprio perché qualsiasi viaggio deve avere una polarità. Claudio Baglioni ha debuttato allo Stadio Comunale di Lampedusa con l'anteprima nazionale del suo Grand Tour La vita è adesso, a celebrare il 40° anniversario dell'album omonimo che per la prima volta dopo 40 anni porta in scena tutti i brani. Canzoni che hanno avuto un percorso proprio e piano piano questi arrangiamenti si sono formati mentre le suonavamo, le portavamo in giro. E lei mi guardava con sospetto. 40 anni in cui tanto è cambiato in Italia e nel mondo intero, con immancabili pro e contro. È cambiato un po' il rapporto tra le persone, abbiamo molta più informazione, conoscenza dei fatti, ma probabilmente meno approfondimento e meno capacità culturali per poterle metabolizzare e per poterle capire. Dopo l'anteprima nazionale lampedusana, il Grand Tour debutterà a Venezia il 22 giugno dell'anno prossimo e tornerà in Sicilia a luglio 2026 con date a Siracusa, Agrigento, Taormina e Palermo.
Un compleanno importante, 25 anni per il sito siciliaweb.it e da oggi è online la nuova versione del sito. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Luca Ciliberti. Nuova veste grafica, più contenuti ed esperienza di navigazione migliorata. Online da 25 anni il sito Sicilia Web si rinnova per offrire una finestra sempre aggiornata sul mondo dell'informazione. Sicilia Web compie 25 anni, una cifra tonda, un compleanno importante, un'era geologica se parliamo in termini web. Cogliamo l'occasione per rinnovare il sito e lo facciamo facendo un passo avanti verso la vocazione unica di quella che è la nostra testata, una testata che produce informazioni in tempo reale, da sempre, da un quarto di secolo. Nella nuova versione più ricca e multimediale, oltre alle notizie aggiornate in tempo reale, ci sarà più spazio per le produzioni legate alle nostre emittenti Antenna Sicilia e Telecolor. Sicilia Web veicolerà e valorizzerà l'intera produzione televisiva favorendone la fruibilità dei contenuti. TG, live streaming, sport e approfondimenti, eventi speciali e intrattenimento dedicati a un'utenza già forte e numerosa, radicata non solo nel panorama nazionale ma anche tra i siciliani all'estero. Un progetto pensato e realizzato con Flazio, partner tecnologico che ne ha curato lo sviluppo. La nuova versione del sito naturalmente è orientata anche a una maggiore fruibilità attraverso la veicolazione sui social, alla viralità dei contenuti, troverete anche i servizi del TG spacchettati per così dire, insomma tutti i prodotti che sono di origine televisiva ma possono essere utilizzati anche attraverso il web nella connotazione che più gli è propria. Rimanete aggiornati dunque cliccando siciliaweb.it per non perdervi nulla di ciò che accade nell'isola. Ci fermiamo ancora e subito dopo il calcio. E siamo al calcio e già vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera affronterà il Venezia nel turno infrasettimanale di Serie B. Ancora cambi di formazione con Brunori che viaggia verso una maglia da titolare. Marco Gullà. Il Palermo vuole riprendersi il primato della classifica, ormai del Modena che ha approfittato del pari dei rosanero al Manuzzi. Già vigilia di campionato, turno infrasettimanale. Domani al Barbera il Palermo affronterà il Venezia. Un big match per la squadra di Inzaghi, un nuovo esame di maturità dopo il pareggio a Cesena. Inzaghi pensa a delle novità di formazione, le partite ravvicinate sono tante e l'allenatore è stato chiaro fin dal principio. Ci sarà spazio per tutti, continueranno quindi le rotazioni. Ancora indisponibili Ranocchi e Diachité. Brunori, tenuto inizialmente in panchina contro il Cesena, dovrebbe tornare dall'inizio. Accanto a lui potrebbe agire Gyasi, ma sia Palumbo che le Duaron conservano delle chance di giocare. Davanti spazio a Poyampalo. Venezia, che dopo la vittoria sullo Spezia è tornato nella zona VIP della classifica. Domani spazio alla coppia Compagnon e Adorante. Anche domani il Barbera va verso i 30.000 spettatori. Adesso passiamo alla Serie C con il Catania che ieri ha pareggiato a Cerignola ma ha deluso per quanto riguarda la prestazione. Rossazzurri in partita solo a tratti e salvati dal solito Dini. Marco Carli. Il punto in classifica è l'unico lato positivo della partita di Cerignola. Ma a differenza del pareggio con ottima prestazione fornita a Trapani, la partita del Monterisi apre a 1000 discussioni. Dini protagonista assoluto. Niente gioco, una crescita di rendimento solo per circa 15 minuti dopo l'ingresso di Ciccerelli e poi il solito stop fisico con Forte che si ferma. Non voglio essere troppo positivo, troppo ottimista, però ho parlato con il ragazzo, ha chiesto la sostituzione nel momento in cui sentiva che un po' gli si induriva l'adduttore. L'importante è rimanere attaccati lì nelle prime posizioni, non distaccarci e poi nel momento in cui saremo pienamente al completo di giocarci le nostre chance. La cronaca parla di una serie di occasioni per i padroni di casa, anche e soprattutto a causa di errori degli etnei, di una sofferenza che aumenta quando si gioca con squadre che si schierano col 3-5-2 o 5-3-2, sistema utilizzato anche dal Catania in Puglia e provato da tempo come alternativa tattica. Dini salva nella prima frazione, ma soprattutto in avvio di ripresa e nel finale. 3 punti nelle ultime 4. Serve cambiare passo e domenica c'è il Siracusa al Massimino, dovrebbe essere la volta anche di Caturano fra i convocati, con un impiego eventualmente part-time, 20-30 minuti. Speriamo, e questa volta faccio veramente gli scongiuri perché l'altra volta ho detto poi non sono stato un buon profeta, però prossima settimana dovrebbe essere assolutamente disponibile.
Ancora alla C con il Siracusa che domina ma perde in casa contro il Cosenza per 1-0. Netta sconfitta del Trapani a Benevento che fa sua la gara con i gol nel primo tempo di Manconi e Pierozzi. Sentiamo Francesco Triolo. Due sconfitte che pesano entrambe in maniera diversa, è vero, ma Siracusa e Trapani non escono certo col sorriso dall'ultimo turno di campionato. I Granata hanno perso l'imbattibilità in casa di una delle squadre più quotate del torneo, il Benevento di Gaetano Auteri. Un Trapani troppo timido, quello presentatosi al Vigorito, dove la partita si è chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Manconi e Pierozzi. I Granata non sono riusciti a mettere in campo quanto preparato durante la settimana e così la squadra si è spenta subito dopo il primo gol. Adesso c'è una settimana importante in vista della gara col Giuliano per tentare di recuperare qualche infortunato come Nicoli e Girone e gli acciaccati Negro, Pirrello e Salines. Lo staff tecnico e sanitario inoltre devono lavorare alla riatletizzazione di chi è reduce da infortuni come la Sorsa, Carriero e Vasquez. In casa Siracusa la situazione si fa più complicata. La sconfitta al De Simone contro il Cosenza, che è passato al 20° del primo tempo con Mazzocchi, un ex, lascia gli azzurri in una posizione di classifica non certo felice. Nonostante una prestazione di cuore, a mancare è stata la capacità di finalizzare le azioni create e lo stesso Marco Turati a fine gara ha evidenziato come occorra essere più determinati in zona gol. La sconfitta, arrivata dopo la prima incoraggiante vittoria, rappresenta un colpo duro da digerire, ma da farlo in fretta perché all'orizzonte c'è il derby del Massimino contro il Catania. E per approfondire tutti i temi legati al calcio siciliano di Serie B e Serie C, naturalmente vi rimando a tra poco, come da tradizione il lunedì dopo il nostro telegiornale c'è Anteprima Corner condotto da Angelo Gagliano e sempre Angelo Gagliano sarà il timone dell'appuntamento con Corner questa sera alle 20:45, tutto dedicato al Catania. Sicilia 24 tornerà alle 19, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.